La Fondazione Italiana in Europa per il secondo anno continua a organizzare una festa che è un circuito culturale di enogastronomia, di saperi, di cultura e soprattutto tendenzialmente di impegno per gli italiani all'estero, dove noi vogliamo far ritornare dentro i paesi, dentro i centri storici, in Sicilia in generale, tutti quelli che hanno avuto successo, per premiarli, per riportare i figli degli italiani di seconda, terza generazione che abitano all'estero, a riscoprire i sapori e gli odori delle pietanze, dei prodotti. È un circuito quindi anche un circuito nascente di circuito turistico integrato che può diventare il volano vero della riscoperta dei valori degli italiani all'estero. Questo è l'obiettivo, per la seconda volta lo rifacciamo a Favara, continuiamo a riproporre un programma, stamattina lo stiamo presentando, sono 3 giorni di festa, ma soprattutto di socialità e cultura. Anche noi come AIDO, anche quest'anno con Giuseppe Arnone, con le eccellenze degli italiani, vogliamo dare il nostro contributo. Questo contributo lo diamo tramite un balletto che andrà con dei ragazzi sulla piazza Cavourri e vi invitiamo tutti a vederlo. Sarà proprio un ballo dedicato alla cultura del dono. In più volevo dire che sabato il nostro contributo continua con un cortometraggio che parlerà proprio della cultura della donazione. Vi invito tutti a vederlo e a seguirci. Venite tutti in piazza, vi aspettiamo. Cosa sono le eccellenze se non il motore di una molteplicità di idee affinché il motore, un altro motore molto più interessante si avvii. Ecco, innanzitutto bisogna ringraziare le eccellenze che hanno fatto sì che la Sicilia, la nostra Sicilia, l'Italia cambiasse. A Favara e anche grazie a Peppa Arnone si è iniziato un processo di riconoscimento e di riconoscenza anche verso queste figure. Ecco, ne vogliamo altre affinché il motore Favara sia molto più forte e vada molto più avanti rispetto magari agli ultimi anni.